Il gruppo Veneto di Sinistra Italiana ha presentato ai senatori e alle senatrici di Alleanza Verdi-Sinistra un'interrogazione parlamentare indirizzata al ministro degli affari esteri Antonio Tajani in merito alla cittadinanza onoraria concessa all'ex presidente del Brasile Jair Bolsonaro da parte del comune di Anguillara Veneta. Dopo l'assalto al Parlamento di Brasilia, il caso della cittadinanza a Bolsonaro conferita nel novembre del 2021 dal piccolo comune della Bassa Padovana è tornato a far polemica perché dal Brasile si sono levate voci insistenti di una probabile fuga dell'ex presidente carioca in Italia per evitare un suo possibile arresto. Nella lettera inviata ai senatori, il gruppo Veneto di Sinistra Italiana spiega come la cittadinanza onoraria a Bolsonaro rappresenti un'offesa ai valori democratici e alle relazioni internazionali con il Brasile. Da più parti in Veneto, nelle scorse settimane, si era sollevata la richiesta di revoca del riconoscimento, ma la sindaca leghista di Anguillara Veneta, Alessandra Buoso, non aveva espresso nessuna opinione. Oltre alla revoca della cittadinanza, i senatori di Alleanza Verdi-Sinistra chiedono al ministro Tajani di assumere tutte le possibili iniziative per evitare che Jair Bolsonaro possa eventualmente sfuggire all'arresto utilizzando richieste di cittadinanza italiana.